Il sindaco di Monselice ha chiuso in via precauzionale alcune strade per evitare che potesse accadere quello che è accaduto qui in via Facchine. Siamo nella frazione di Caoddo, dove un pioppo si è abbattuto sulla strada colpendo, travolgendo un'auto in transito in quel momento con un giovane di 27 anni a bordo. Il vento per tutta la giornata a Monselice ha soffiato con raffiche fortissime, con punte di 90 km orari e una media tra i 60 e i 70 km orari. È ricoverato in ospedale a Monselice, ma non è in pericolo di vita il giovane di 27 anni travolto da un albero caduto sulla sede stradale. Una giornata di raffiche di vento violento per la zona, dove il sindaco Giorgia Bedina ha aperto il COC, il centro operativo comunale, dopo la preallerta lanciata nella serata di ieri. È stato necessario aprirlo, questa mattina l'abbiamo aperto subito e abbiamo attivato le funzioni necessarie in questa emergenza, che è un'emergenza idrogeologica e collegata anche appunto al vento forte. Sulla base dell'esame della situazione di stamattina abbiamo deciso in via preventiva di chiudere delle arterie dove abbiamo la presenza lungo la strada, anche molto trafficata, di alberi piuttosto grandi. In forma preventiva chiuse via Rovigana, esclusa l'intersezione con la regionale Adriatica e la bretella Ital Cementi. Il vento violento ha spazzato tutta l'area dei Colli Euganei. A Sant'Urbano, caduto un palo della linea telefonica, a Deserto d'Este, un albero è volato sulla sede stradale senza causare danni a persone. Sotto controllo la situazione nel resto della provincia. Il terreno è un terreno che riceve, per cui l'acqua viene assorbita. Sfortunatamente o fortunatamente in questi casi il livello comunque dei nostri corsi d'acqua è molto basso, per cui loro ricevono tutta la situazione è sotto controllo. I fenomeni andranno attenuandosi nelle prossime ore fino a esaurirsi.